Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera mettiamo a referto una buona notizia, perché ogni tanto si palesano anche delle buone notizie per noi spelacchiati liberali libertari. Perché lo dico? Perché effettivamente c'è ancora speranza. In questo paese ci sono ancora zone dove vale la libertà di parola. Nella fattispecie vale ancora la libertà di parola per il direttorissimo Vittorio Feltri, che è stato assolto l'accusa di istigazione all'odio razziale, niente meno, che gli era stata mossa per alcune esternazioni quando era direttore editoriale di Libero, per alcuni editoriali che aveva pubblicato sul giornale che ha fondato. Noi siamo contenti doppiamente per il principio e perché riguarda il direttore Feltri, che come sapete ha anche uno spazio su Radio Libertà, il suo mitico Bamba della settimana, ma che soprattutto ha insegnato a pensare controcorrente, diversamente a generazioni di giornalisti. Poi che lo si sia acquisito o no sta alla nostra responsabilità, ma lui l'ha sicuramente insegnato. Qual è il caso? Il caso riguardava appunto alcune frasi di alcuni editoriali, tra cui la famosa affermazione i meridionali sono inferiori, che lui ha chiarito in tantissime sedi, non ultimo anche su Radio Libertà qualche mese fa. Era una valutazione di tipo socio-economico, non antropologico, cioè non riguardava le persone, non è che la persona meridionale è inferiore alla persona settentrionale. Questo, conoscendo il direttore Feltri, ve lo posso garantire, perché lui valuta proprio il merito della persona che ha di fronte e là, diciamo, le dà una chance o la stronca a seconda del valore del merito che pensa di vedere, non di altre caratteristiche, tra cui la provenienza. Tra l'altro il suo migliore amico notoriamente era Paolo Isotta, grande intellettuale che non era esattamente di Bolzano, ma la sua valutazione era socio-economica, cioè purtroppo faceva la fotografia, direi pluridecennale, dello stato di un paese diviso, lacerato, sì, a due velocità, come dicono i centralisti che contrastano l'autonomia, ma il centralismo ha prodotto le due velocità, i due paesi, ha prodotto le aree produttive e le aree depresse, le aree meramente assistite per colpa dell'assetto centrale, non delle popolazioni. Ha chiarito in vari modi che la sua tesi era questa. Tra le altre cose disse, ovviamente sempre col gusto della provocazione feltriana, ma spero sia ancora consentito non scrivere tutti, no, come il redattore medio del giornale mainstream, aveva detto tra nord e sud c'è un abisso, Milano è grande, Roma è il grande monnezzaio d'Italia. Però chi frequenta in queste settimane la Roma di Gualtieri, insomma, non è che ne ha una visione di una capitale europea all'avanguardia, tende più verso il monnezzaio feltriano, obiettivamente, no? C'è questa differenza, senza fare nessuna mitologia di Milano che dal punto di vista della sicurezza, grazie alla inazione della giunta Sala, ha dei problemi, ma insomma che siano due città un po' diverse da un punto di vista organizzativo ed efficienza, purtroppo è ovvio, si è ancora liberi di dirlo e il direttore Feltri è ancora libero di dirlo. E tra l'altro finiamo notando questa cosa curiosa, che i suoi censori sono esattamente appunto gli aedi dell'andazzo centralista che mira alla conservazione dello status quo, per cui saccheggio fiscalmente alcuni territori e ne mantengono nell'assistenza altri, e sono loro che sono andati per decenni contro gli interessi del meridione. Quindi stasera mi permetto di dire doppiamente evviva la libertà di tutti e in particolare del direttore Feltri, che aspettiamo giovedì prossimo su Radio Libertà. Grazie a tutti, a domattina.